Se trovo della turbolenza, l'importante è pareggiare i comandi. Abbiamo i comandi, li teniamo qui, massimo altezza moschettoni. Se abbiamo mezzo giro di freni qui, altezza spalle, allarghiamo bene le gambe, ok, la vela si stabilizza. Se andiamo a tenerle chiuse e a smanettare così di comandi, la vela comincia a ondeggiare, a fare quello che vuole, ok? Se troviamo una situazione così, ok, più incido con i comandi, peggio è, ok? Quindi stabili, allargate le gambe, la vela si stabilizza, ci può essere un po' di termica ma non fa niente. Adesso ci spostiamo. Se tengo le mani larghe non va bene, non ho il controllo dell'ala, ok? Le mani vicino alle bretelle, vicino al corpo, ok? Qui il mezzo giro che ho fatto è quello da scuola, quindi non accentuato, tengo proprio all'altezza del giracarrucola qui, l'antigiramento del cordino, ok? Adesso comincia un po' la termica, vediamo se accentua di più. Ecco, gambe chiuse, comincio a ondeggiare con i freni, comincio a dondolare, allargo le gambe, freni stabili, salgo in termica, ma la vela è stabile. Cerco di ondeggiare il meno possibile anche con l'imbrago. Adesso c'è una bella termica, aspetto, vado sempre avanti, ma sono stabile. Okay. Poi rilascio dolcemente i comandi, un po' pizzicati per tenere una migliore efficienza. Ok. Se ho bisogno di pulirmi un occhio che lacrima, soffiarmi il naso, strusciarmi il naso, ok, la procedura è questa, ho subito il comando pronto. Se proprio voglio farlo rapidamente, posso anche attaccare il comando alla calamita, vado a fare quello che devo fare e vado a riprenderlo. Vedete che adesso c'è anche già un po' di condizione, quindi devo essere pronto a trovare il comando e non prendere qualsiasi cosa capiti, ok? In una situazione critica, come può essere accentuare troppo con il comando, vale a dire potrebbe essere un innesco di una spirale. Okay, la cosa più semplice è immediatamente alzare i comandi. Adesso innesco la spirale, innesco, la vela parte rapidamente, alzo le mani, la vela esce, pendola, pronto a fare subito una frenata di controllo. Avete visto, solo alzando le mani la vela ha risolto da sola, ok? Lo stesso in una situazione di chiusura. Subisco una chiusura, ok, la vela, un po' di peso a sinistra, la vela va dritta e leggermente un po' di comando, quindi qua è stata trattenuta. Vi faccio vedere che con una semplice chiusura, ok, chiudo, la vela risolve da sola, ok, sia a destra sia a sinistra. Avete visto il sistema Rust come interviene, ok? Questo vale anche
anche per il frontale. Eccolo lì, la vela ha risolto da sola, non serve usare i comandi. Mi scappa un comando, senza comandi, la vela ha risolto da sola. Ok, aspetta che vado male con i guanti. Ok, frontale senza comandi, la vela ha risolto da sola. Se innesco una spirale e voglio controllarla, ok, basta usare anche il comando esterno. Adesso mi porto un po' più vicino alla zona atterraggio. Manovra di discesa rapida, non sono altro che le orecchie, ok? Le bretelline sempre più esterne che vanno sulle acque, queste, ok? Rilascio, si risolvono. Adesso innesco un'altra spirale molto accentuata, giù il comando cattivo, la vela parte, giù, altri comandi, poi fa la pendolata e freno un po', entrambi i comandi uguali, la vela esce da sola, ok, solo alzando i comandi.